penso che noi potremmo definire il quadro una costante ricerca del difficile equilibrio, non dobbiamo banalizzare l'ambito del contesto territoriale. Un difficile equilibrio tra la necessità di allargare la tipologia di risposta del welfare al cambiamento dei bisogni. In questi anni sono proliferate, io penso anche giustamente da tanti punti di vista, tante prestazioni diverse e articolate che hanno cercato di adattarsi anche nelle maglie della espressione dei diversi bisogni di famiglie, delle famiglie numerose, dei migranti, degli anziani e dei disabili. Con attenzione al disagio temporaneo, psicofisico, del grande tema della povertà, dell'inclusione sociale, quindi una gamma di prestazioni che negli ultimi anni soprattutto si è molto articolata. E in sé il cercare di cogliere bisogni specifici non pensiamo sia un elemento negativo. Ma questo equilibrio è ricercato anche insieme alla ricerca di introdurre criteri di equità nell'accesso e nella compartecipazione. Realizzare equità nella prova dei mezzi non è per niente facile, lo dimostra il fatto che ci sono state tante prove nel tempo, tante metodologie che sono state utilizzate. L'ultima ISEE è stata molto discussa dal sindacato dei pensionati, dalla Confederazione, ha colto alcuni aspetti ma ha lasciato altri aspetti problematici e naturalmente il tema del come si fa a rilevare correttamente i redditi in presenza di un'evasione così ampia è un grande problema. Come si fa a creare equità attraverso il dichiarato quando il non dichiarato rischia di essere una quantità molto maggiore è un altro grande problema che si porta il tema dei controlli e non solo. Tuttavia, diciamo così, questi tentativi sono tutti tentativi che portano a dire, qualora si ragioni in termini di prestazioni legate al reddito, nella partecipazione o nell'accesso, a quel punto diventa un criterio fondamentale definire quale è lo strumento migliore e se quelli che ci sono davvero opportuni, buoni o meno. Dopo verrò un attimo sulla ISEE ultima, ma solo non voglio entrare troppo nel merito. Il terzo elemento di questo difficile equilibrio è la necessità di rispondere, di conciliare i bisogni crescenti e quindi l'equità con le pesanti restrizioni finanziarie operate in particolare sulla spesa sociale, in particolare al taglio dei bilanci dei comuni e in particolare la riduzione degli stanziamenti nazionali che oggettivamente non sono cresciuti, anzi ai comuni è arrivato molto meno. Noi spesso abbiamo temuto, sospettato, nella contrattazione abbiamo cercato la Confederazione, il sindacato dei pensionati, di rappresentare come i vincoli di bilancio non possono essere dei tre fattori, l'elemento principale che determina la scansione delle prestazioni legate al reddito. Pensiamo quindi che la selettività abbia soppiantato in troppe situazioni l'universalismo. Noi abbiamo sempre pensato che le prestazioni sociali dovessero essere accessibili a tutti, che dovesse variare semmai il livello di compartecipazione alle prestazioni. Troppo spesso pensiamo il criterio reddituale è definito per definire se si può accedere alla prestazione sociale. Penso a tanta area del mondo degli anziani, della disabilità, della non autosufficienza, insomma lì ci sono state anche delle involuzioni che secondo noi sono state involuzioni che abbiamo cercato di contrastare anche attraverso la contrattazione, però è una selettività povera, come dicono i ricercatori, uso questa terminologia che avete usato, che secondo me è molto efficace. E cosa succede quindi? Che tra la fascia di povertà, certo crescente,
E la fascia del benessere vero, che non ha bisogno di accedere, non ci pensa neppure a rivolgersi al pubblico perché ha un suo canale automaticamente privato, cresce quella fascia del lavoro dipendente, del reddito da pensione, che fa fatica a trovare risposta negli attuali criteri e nelle attuali modalità di accesso al welfare, e è quello che è chiamato a contribuire in modo sempre più pesante, ma che di fatto non riesce o sempre meno riesce ad accedere. O per i quali è posta una quota di compartecipazione talmente alta che si arrangiano in altro modo, magari ricorrendo al nero. E questo è un altro problema che vediamo tutti i giorni. Ecco, per tutti questi motivi noi abbiamo chiesto una mappa alla Fondazione di Vittoria, e nel rapporto che ci viene consegnato, che vi avete avuto, c'è proprio una mappa, una ricognizione dello stato dell'arte, sia a livello nazionale che a livello locale. L'elenco delle prestazioni legate alla prova dei mezzi è impressionante. Io personalmente sono rimasta impressionata, forse avevo perso dei passaggi, ma sono davvero tante. Riempie pagine e pagine del rapporto, e forse a livello territoriale se ne conta qualcuna in più piuttosto che qualcuna in meno rispetto a quella che è stata rappresentata. Dico subito che quell'elenco deve essere per noi tutti uno strumento di analisi, ma anche uno strumento di lavoro. Deve essere uno strumento di lavoro perché è indubbio che per un'analisi completa sul territorio devono essere inseriti dati, che dirò dopo, che ovviamente la Fondazione di Vittoria non poteva analizzare nella sua completezza, ma che il territorio ha bisogno invece di completare per poter svolgere appieno il nostro ruolo. Allora, dicevo alcune valutazioni di contesto rispetto a ciò che abbiamo di fronte, che ci viene consegnato. Dicevo prima di una produzione normativa disordinata, sovrapposta, che consegna un quadro troppo contraddittorio. Per questo pensiamo, almeno io penso che sia necessario un riordino complessivo delle prestazioni sociali, no, delle prestazioni assistenziali, che armonizzi il sistema, i criteri e risolva le sperequazioni che si sono sommate negli anni. Questa è una richiesta che abbiamo spesso fatto, dicendo c'è bisogno di mettere ordine in questo ambito. Certo che leggendo il testo del disegno di legge delega appena presentato dal governo ci chiediamo se questa nostra sollecitazione trovi lì una possibile e adeguata risposta. E a noi sorgono molte domande, ne segnalo solo alcune. La prima: il riordino deve essere funzionale a difendere solo le condizioni di povertà, come lì in tutto il testo chiaramente esplicitato, o invece deve essere l'occasione per modulare gli interventi anche verso quella fascia che si continua a chiamare grigia, quella fascia crescente, della quale parlavo prima, che se non assistita con il necessario supporto rischia di scivolare essa stessa nella fascia di povertà a sua volta? Le prestazioni sociali e assistenziali non sono mai state definite solo prestazioni di povertà. Qui sembra che il decreto viri verso la dimensione povertà come unico elemento di livello essenziale. C'è bisogno di livelli essenziali, va da sé, ma il punto è che. Secondo punto, il riordino ha l'obiettivo effettivamente e finalmente di costruire un welfare integrato con la effettiva presa in carico delle persone e delle famiglie e la costruzione di progetti personalizzati, di accompagnamento nel mix tra servizi e prestazioni economiche, o è l'ennesima occasione per ridisegnare al ribasso, alle sole condizioni della marginalità estrema, appunto, l'insieme dell'intervento pubblico? Anche qua, leggendo il testo, l'ambiguità è esplicita. Punto terzo: con quali risorse questo avviene?
Se più volte la delega dice che il riordino deve essere improntato alla neutralità finanziaria dei decreti legislativi delegati, noi abbiamo una denuncia di una fascia di povertà crescente, anche parlando della povertà, non coperta da risorse pubbliche adeguate. I decreti della legge tutti i decreti devono essere nel concetto di neutralità finanziaria, salvo dire una cosa, che i risparmi ovunque tratti vanno a finanziare il fondo, quindi è una distribuzione tra forti. Punto ultimo, ma non ultimo per importanza, noi condividiamo appieno la preoccupazione espressa da Pedretti, segretario dello SPI nazionale, che qui risalutiamo con tanti auguri per il suo incarico, circa il punto B dell'articolo 1, e cioè la razionalizzazione di altre prestazioni, dice il testo, anche di natura previdenziale, sottoposta alla prova dei mezzi e inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero. Questa è una bomba. 3 righe che hanno la potenzialità, se usate come da qualche discussione appare, 3 righe che hanno la capacità di sconvolgere metà del sistema previdenziale oggi vigente, in Italia e all'estero. Questa affermazione evoca affermazioni troppo ripetute per essere sottovalutate. Il tema della reversibilità è troppo presente alla attenzione, con studi e proiezioni varie sui possibili risparmi da una loro compressione. Le stesse affermazioni degli esponenti del governo, secondo le quali quelle in essere sarebbero fatte salve, testimonia dell'attenzione sospetta al tema. Non solo, ieri c'è stato un fiorire di dichiarazioni, avevamo tutte le agenzie inondate e ci sono stati non pochi rappresentanti del Parlamento che hanno detto esplicitamente, candidamente, che da tempo si sta discutendo nelle commissioni lavoro, rispettivamente di Senato e di Camera, sul fatto che poi, per venire razionalizzando anche questo, che problema c'è? Intanto riguarda i nuovi e comunque se c'è bisogno di dedicare risorse alla povertà, bisogna trovare da una parte, bisogna fare razionalizzazione anche su quello. Io dico subito che noi, in un precedente convegno, alla presenza sempre di Vera, avevamo denunciato le distorsioni dell'attuale normativa sulla reversibilità. Ma avevamo intenti non sospetti e avevamo denunciato, vi ricordate tutti, le distorsioni non sul come oggi è collegata al reddito, che già è collegata al reddito, ma sulla scandalosa povertà che si ingenera in situazioni di reversibilità, con coniuge deceduto giovane, con pochi anni di anzianità, che magari lascia figli e che li lasciano con 150 euro al mese. E che magari hanno la casa di proprietà, la famiglia, però è un'altra cosa che questo figlio è costretto ad arrivare ai 18 e 26 anni con 20, 30, 50, 100 euro al mese. Quindi noi non siamo quelli che buttano il sasso per poi tirare dietro la mano, diciamo davvero che sono delle cose che non vanno, ma le cose che non vanno non sono quelle sulle quali vuole intervenire il governo. E c'è un problema, queste sono già prestazioni sottoposte alla prova di mezzi, tanto basta che c'è stato un abbassamento drastico, a volte anche molto esagerato, sulle reversibilità liquidate che arrivano in molti casi non oltre il 30% di ciò che spettava al coniuge deceduto. Però aggiungo che le prestazioni collegate alla prova di mezzi sono tante altre. C'è tutto il campo dell'integrazione minima in Italia e all'estero. E guarda caso c'è un dossier di Boeri di poche settimane fa che le mette in fila esattamente tutte queste cose. Sono troppo recenti e troppo articolate tutte queste, diciamo così,
studi che sono stati fatti trapelare per pensare che sia una cosa ingenua o che non abbia dietro niente. Anche perché, ripeto, sono legate al reddito, ma essendo prestazioni previdenziali, attenzione ad andare a coinvolgere il reddito di altri che fanno parte del nucleo familiare. Ma come si può accettare che la pensione previdenziale di una persona sia legata al reddito dei figli? Cioè, è proprio non stiamo parlando di assistenza, parliamo di altre cose. A corollario di tutto ciò c'è un'ulteriore affermazione che non possiamo condividere. La previsione che i risparmi derivanti dalle prestazioni previdenziali vadano ad incrementare il fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. È un ennesimo esplicito trasferimento dalla previdenza all'assistenza, come da memorandum di Boeri, che noi non possiamo accettare. Ricordo, proprio solo come inciso brevissimo, che si chiama il sistema pubblico invalidità vecchiaia e superstiti. E ricordo altresì che i coefficienti di trasformazione per le nuove pensioni calcolate nel contributivo vengono determinati come se tutte le pensioni dirette dessero diritto alla reversibilità e come se tutte dessero diritto al massimo. Quindi, per effetto di questo sistema, tagliano le pensioni dirette, perché ci siamo permessi più volte di dire, guardate che dal 92, quando sono stati fatti i primi coefficienti, al 2016, il rapporto secolarizzazione prodotto dal Dipartimento di Vera dice chiaramente che i matrimoni sono un terzo rispetto a quelli del 92, i matrimoni. Quindi anche le pensioni di reversibilità sono potenzialmente molto meno, salvo le unioni civili, che vedremo cosa succederà, però tanto siamo lì. Però i coefficienti vengono calcolati in quel modo, quindi la pensione diretta è più bassa per quel motivo, ma contemporaneamente si vuole tagliare anche la reversibilità. Cioè, non ho altri commenti. Più volte richiesto sia il sindacato dei pensionati che la Confederazione, ma anche per il Paese. Ma insomma, non ci possono prendere continuamente in giro su un tema così delicato. Tornando alla ricerca, è indubbio che questa ricerca è stata effettuata quando da poco era stata introdotta la nuova ISEE, quindi risente della novità nella quale si è gestita la nuova ISEE, con i cambiamenti quindi che si è portato dietro e che sarà interessante approfondire anche negli ulteriori approfondimenti poi con gli ospiti che avremo. A oggi non abbiamo notizia di come si sia pronunciato il Consiglio di Stato. Anche questo è curioso. La sentenza, se non sbagliamo, è stata espressa, è stata delusa il 3 dicembre. Sono passati quasi 3 mesi, ma il segreto di Stato è stato più custodito e non sappiamo quindi ancora oggi se le norme ISEE rimarranno inalterate o se dovranno essere ridiscusse. È certo che questa indeterminatezza non aiuta, non ha aiutato, ma pensiamo anche che sia stata un po' un'indeterminatezza, un alibi per alcune cose. Intanto pensiamo che siano troppi pochi comuni che hanno rifatto i regolamenti per definire le nuove soglie di reddito alla luce delle variazioni prodotte dalla ISEE. Non vorremmo che si avverasse un timore che abbiamo avuto fin dall'inizio, e cioè che la valutazione dei patrimoni con più rigore rispetto al passato fosse utilizzata non tanto per fare più equità nell'accesso, quanto per circoscrivere ulteriormente l'ambito di coloro che possono realmente accedere a queste prestazioni. Io la consegno. Il fatto che non ci siano i nuovi regolamenti che sono previsti nella legge non aiuta. Non aiuta rispetto alla riflessione complessiva che invece deve essere fatta, si cambiano i parametri, come cambia anche la dislocazione poi dei beneficiari. Secondo punto è rivolto all'INPS, adesso quando arriverà ce lo rappresenteremo, perché l'INPS comincia a disporre di una mole di dati grande. Oltre ad essere il casellario unico delle pensioni, e oltre a continuare a dire che a chiamare pensioni anche cose che pensioni non sono, come gli assegni di accompagnamento e le valide civili,
che pensioni non sono. Vabbè, tolto questo, oltre ad essere casellario unico delle pensioni, è anche casellario unico delle prestazioni sociali e delle condizioni socio-economiche delle famiglie e delle persone. Cioè hanno a disposizione una banca dati enorme, completa, hanno il DNA di ognuno di noi. E noi pensiamo che quei dati debbano essere a disposizione delle regioni e dei comuni in primo luogo, perché mi risulta che né regioni né comuni riescano ad accedere con fluidità a questi dati. Ma pensiamo che debbano essere anche a disposizione più ampia del Paese, delle forze sociali e delle organizzazioni sindacali, perché ci competono questi dati, perché competono la trasparenza del Paese, perché a seconda di come questi dati vengono usati in un rapporto anziché l'altro creano opinione, e siccome non sono verificati e verificabili perché non ci danno modo, non si riesce neanche a creare obiezione a quell'opinione, perché fa testo. Ora, io credo che senza polemica verso nessuno, il problema del cosa c'è nelle banche dati, come vengono usati quei dati, di chi sono a disposizione, è sempre più importante. E quanto più l'INPS è la banca dati che comprende tutto, quanti più dati sensibili vi afferiscono e vengono gestiti, tanto più si pone il problema della trasparenza del loro uso, sul loro accesso, sui soggetti che se ne possono avvalere per costruire le politiche di welfare, regioni, comuni, parti sociali. Il terzo punto di corollario è un'ultima parte che riguarda noi, sindacato, patronato, CAF, il sistema. Io penso che proprio questa ricerca confermi l'importanza, l'assoluta necessità della contrattazione sociale territoriale per tutta la gamma di prestazioni che tra loro si intersecano e che devono trovare una politica equilibrata. Sono una gamma vastissima, lo ripeto, per anziani, per disabili, per famiglie, per l'infanzia, per immigrati. È proprio, quanto più si è allargato l'ambito, tanto più esige che questo ambito sia conosciuto, organizzato e anche contrattato. Io vorrei davvero sollecitare, ho corretto il testo, gli appunti che mi ero fatta, vorrei sollecitare, io in realtà vorrei affidare un compito, ma insomma, però cerchiamo di prenderlo un po' per benino, e cioè, io credo che ogni struttura del territorio debba fare delle cose. Parto dal patronato, ma mi rivolgo anche all'organizzazione. Io credo che a fianco di ogni prestazione che viene indicata in questo rapporto, a livello territoriale, quindi in questa griglia, si debbano inserire le condizioni previste in ogni comune del territorio per l'accesso e per poterne beneficiare. In ogni comune, perché l'autonomia comunale ha determinato che da un comune all'altro sono delle volte sulle stesse prestazioni delle differenze enormi. Non sono ignoti a nessuno di noi le situazioni del figlio che dice mi prendo mio padre perché qui si accede diversamente, o mi trasferisco io perché là si accede diversamente. Comuni limitrofi, ci sono dei bei tentativi, delle belle sperimentazioni di ambito, di organizzare in modo comune e coordinato, ma non ovunque, ecco, non ovunque. È un lavoro che non abbiamo potuto fare, lo dico subito, nella ricerca a livello nazionale, perché sarebbe stato una cosa improba, ma che invece pensiamo sia molto importante. Per fare cosa? Intanto per fare alcune verifiche. Abbiamo tutti una sensazione, non l'abbiamo potuta dimostrare per i ben noti motivi, appunto perché non abbiamo potuto raccogliere i dati comune per comune. Però noi dobbiamo verificare se per caso non si produca il cosiddetto effetto soglia.
e cioè che tutti gli standard economici delle prestazioni legate al reddito siano tarate su una determinata soglia reddituale con poca flessibilità interna, se chi sta sotto, lasciamo da parte adesso se ha o no condizioni di sola povertà, può accedere ad una gamma di servizi più o meno vasta, e chi la supera di poco è costretto a pagare tutto. Ripeto, rimane una percezione, non voglio destare sospetti che non sono motivati, però io avrei davvero, credo sarebbe molto interessante toglierci anche questo dubbio, e cioè che l'effetto soglia non esista. Se ancora sarà possibile, se noi riusciamo a riempire bene questa griglia, verificare se, come temiamo, continuano qui e là ad essere inserite clausole che rendono più difficile l'accesso ai cittadini migranti. La produzione di contenzioso fino ai più alti gradi della magistratura, l'impugnativa di delibere comunali, perché chiaramente discriminatorie verso i migranti, anche se parlavano del mondo, ormai riempiono un altro cahier enorme. Io credo che questa attenzione vada posta su tutti i provvedimenti, perché sono sottili, non è esplicito, ma il modo col quale si costruisce un regolamento può determinare il fatto che automaticamente qualcuno non ci rientra. La terza cosa, credo che nel lavoro nostro sarà possibile anche esercitare una nuova tutela e rappresentanza. Le procedure per le ISEE vengono attivate da ogni singolo cittadino o famiglia per verificare se può accedere e a quali condizioni a singole prestazioni, che sa già, si rivolge al CAF sottopagato dall'INPS continuamente, si rivolge al CAF e il CAF ovviamente corrisponde a quel bisogno. Ma non c'è una capacità nostra più complessiva, quando dico nostra dico di sistema, non di un singolo servizio, di verificare se con quella ISEE, e avendo questatamente identificato la richiesta di quella prestazione, non ce ne possano essere altre alle quali può accedere. Sarà un caso, Mauro, correggimi se sbaglio, se le esenzioni per le agevolazioni gas e servizi energetici continuano a rimanere così basse, forse non è ancora abbastanza diffusa la informazione dei diritti che possono essere esercitati. Ecco, io credo che questo determina una grande capacità di contrattazione, la determinante una grande capacità e necessità di tutela. La presa in carico di questa persona. Attenzione, sappiamo che ci sono molte amministrazioni che hanno iniziato da tempo a ridurre anche quelli che sono i servizi interni di accoglienza e di rilevazione del bisogno, e che in molti casi per singoli servizi dicono rivolgerti alla cooperativa A piuttosto che B piuttosto che C, la quale a sua volta spesso e volentieri dice: sai cosa, abbiamo la convenzione col patronato A che ti fa tutto. Attenzione, io credo che il problema della presa in carico delle persone per le prestazioni sociali territoriali sia un problema vero per questo sindacato. Per il patronato, compagni me l'hanno sentito dire ormai tante volte che li ho annoiati, per il patronato, ma per il sindacato nel suo complesso. Sono esperienze belle, positive, per esempio dello Split della Lombardia, se non vado errando, sto sbagliando, che attraverso le ISEE cerca proprio di contattare le persone, vedere qual è il bisogno, le possibilità ulteriori che possono essere esercitate da quella singola ISEE che ha chiesto a suo tempo e che ha prodotto a suo tempo. Ecco, io penso che noi dovremmo avere anche la forza, confederalmente, di rivolgerci alle amministrazioni locali, e rilanciare un grande tema, quello del segretariato sociale, che può essere svolto dal sindacato, dal patronato, che deve essere riconosciuto, perché nella misura in cui queste prestazioni vengono messe a disposizione è colpevole rischiare che tutti coloro che potrebbero averne diritto non riescano ad accedere, perché non lo sanno, perché non hanno informazioni adeguate, perché non hanno strumenti completi.
Ecco, io penso quindi che il tema del come si lavora insieme anche a questi aspetti, la contrattazione, come si avvale anche dei dati che ha a disposizione attraverso questa, penso, ricerca interessante, la tutela nel rapporto tra fisco e INCA come si esprime, e in tutto questo come si organizza un sistema che sia davvero di presa in carico attraverso una funzione di segretariato sociale. E io credo che questo dovrebbe essere anche un interesse del pubblico, che nella misura in cui circoscrive gli accessi ha un bisogno sempre più ristretto dal punto di vista della valenza economica delle ISEE, almeno facciamo in modo che quello che c'è sia a disposizione davvero di tutti coloro che ne possono avere diritto. Il diritto inespresso, il diritto non esercitato è il peggior diritto che noi possiamo e non lo possiamo tollerare, perché diventa una negazione del diritto medesimo. Io credo che questa ricerca ci consegui queste e tante altre cose che Francesca poi meglio di me illustrerà.